Questo è il marchio auricolare che noi mettiamo e hanno anche un bolio, si chiama, che va nello stomaco, viene messo per bocca, va nello stomaco della pecora. Quindi a volte dopo un attacco del lupo l'unica cosa che resta... Questo qua, il marchio auricolare. Questo dischetto giallo, quindi, rinvenuto nelle feci del lupo, a volte è l'unica traccia di una pecora sbranata. L'emergenza predazioni tra le 70 malghe dell'altopiano la si può comprendere anche da questi particolari e gli allevatori sono uniti nel dire che le reti fornite dalla regione contro il predatore servono a poco o a nulla, anzi. Queste sono le reti fornite dalla regione Veneto negli ultimi 2 anni. Queste sono le reti per le pecore, 1,20 m di altezza, fornite come presidio antilupo. In realtà sono semplici reti di contenimento bestiame che più di una volta si sono trasformate in realtà in una trappola mortale, perché chiaramente tenendo radunato il bestiame ma non essendo in grado di proteggerlo, il lupo fa sì che le pecore sfondino, si trova l'intero gregge a disposizione e quindi più di qualche volta è stato in realtà più un fattore di rischio che un fattore di protezione. Non è certo questo quindi il sistema per salvare le malghe dell'altopiano, giro d'affari da 1 milione di euro e soprattutto presidio insostituibile per la salvaguardia della montagna. Vedete, sono paletti molto flessibili, per cui la messa in opera di questo tipo di presidio è complicatissima. Ogni filo deve essere teso esattamente alla stessa tensione del precedente. Ogni passaggio di rospo, capriolo, qualsiasi piccolo animaletto fa sì che il recinto non sia più funzionante, lo abbatte, alza, abbassa i fili. Ci sentiamo profondamente presi in giro tutti i giorni, da chi di dovere, da chi non ci ascolta, da chi ci accusa senza sapere minimamente quello che facciamo tutti i giorni. Qualsiasi cosa abbiamo sbagliato. Chi non applica i presidi della regione ha sbagliato a non applicarli, chi li applica ha sbagliato lo stesso perché le reti non sono adeguate, ma non le abbiamo scelte noi, sono state proposte e quasi imposte da esperti tecnici incaricati dalla regione, perciò noi cominciamo a essere veramente stufi di avere oltre al danno la beffa tutti i giorni, siamo ai limiti della querela, non è più sostenibile questa situazione sicuramente. Isabella, come Denis, come altri allevatori, possono contare su poche certezze. Denis ci racconta del veterinario Orlando Frison, del sindaco di Enugu che gli ha dato una mano, dell'aiuto del CAI di Asiago per portare via le pecore uccise. Le istituzioni per loro finiscono qui. Anzi, la beffa è quella di ricevere multe salate se non si portano in malga sufficienti capi di bestiame per salvarli dal lupo. Non ci sono tecnici competenti sul territorio, nessun supporto valido da parte della Regione Veneto e quindi noi stiamo mettendo in atto l'unico sistema di prevenzione realmente efficace che abbiamo in mano, che è quello di lasciare a casa gli animali.